corrispondenza e l'ultimo traccio la linea in corrispondenza e ho finito. Quindi che faccio? Quindi decido dove deve arrivare questo divanetto. Allora voglio che il divanetto arrivi qui, quindi traccio, inizio a tracciare le due linee verticali del divanetto, quindi lo alzo, quindi uno fin qui e uno fin qui. Faccio sempre le linee leggere di costruzione. Allora, a questo punto unisco le due linee, prendo come punto di riferimento sempre questa porta e quindi unisco questa a questa, vedete, quindi non c'è bisogno di prendere le misure quando si mettono le squadrette in linea. Ok, e adesso mando questi punti, questo punto qui al punto di fuga, l'ho fatta molto leggera, e quest'altro punto qui, e questo punto in realtà si trova già qui, se non sono stata molto precisa, ma ho cercato di esserlo. Allora, cancelliamo a questo punto le linee che non servono. Allora, quindi le linee che non si vedono, perché se sto facendo un divanetto qui e queste linee qua sotto non si vedono, quindi le cancelliamo. Adesso vedete questo punto qui, devo alzarmi qui la linea verticale per far finire il divanetto. Ecco, questo punto qui sempre utilizzo questa linea verticale del fondo della stanza e chiudo così. La posso fare arrivare qui, fare così la spalliera in modo che c'è e anche troppo largo. Vabbè, poi ragazzi vi regolate. Allora, quindi faccio qui, faccio arrivare questa punto di fuga qui, questa linea la alzo, questo punto qui ho trovato, quindi lo alzo qui e adesso quanto sarà alta questa spalliera? Così alta, ok? Sempre questo punto lo congiungo qui. Congiungo questo punto con questo, qui creo sempre una linea qui in orizzontale e questa linea qui l'unisco con il punto di fuga. A questo punto ricalco solo le linee che mi interessano, le altre le cancello. E voglio fare anche la finestra qui, quindi come faccio per fare la finestra? Sempre poggio, metto le linee con prendo bene in modo
cerco di essere dritta, no? Di rispettare, e faccio qui, la faccio partire da qui la finestra, trovo il punto centrale per l'apertura della finestra. Decido di darmi degli spessori per gli infissi. Allora abbiamo, per gli spessori di questi infissi dobbiamo capire che questo spessore per esempio è meno di 5 mm, quest'ultimo spessore, quindi questo che si trova più in fondo non potrà mai essere più grande di 5 mm né tantomeno di 5 mm, ma dovrà essere più piccolo. Quindi facciamo uno spessore qui di 3 mm magari. Poi se voi avete fatto questo più grande regolatevi, comunque questo spessore deve essere più piccolo di questo per avere un'immagine più o meno reale. Quindi 3. Quindi calco quelle che mi interessa per rendere evidente. Dare gli infissi anche alla porta, quindi come devo fare? Sempre mettiamo il righello in basso e lo teniamo fermo con la squadretta, creiamo gli infissi, quindi questa parte sarà più larga, questa parte invece sarà più stretta. Come punto di vento e punto di fuga, e tracciamo qui un pomello. Voglio ammorbidire questo divanetto perché non può essere nella realtà un divanetto così spigoloso, quindi cosa faccio? Prima ammorbidisco le parti con la matita e poi cancello le spigole. Posso fare anche sopra lo stesso discorso che ho fatto sotto, però posso lasciare magari solo le linee oblique senza fare quelle orizzontali. Quindi prendiamo anche qui le misure 3 cm per 3 cm, quindi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, guardate qui perché si sta sporcando tutto il foglio. Posso creare un piccolo tavolinetto in questa zona qui. Allora, come devo fare? Allora, scelgo dove deve stare il tavolinetto, non vicino alla porta sicuramente, magari qui, ecco, lascio lo spazio e magari qui si può fermarsi qui, quindi lo faccio qui. Faccio sempre questa linea, comunque va già dove deve arrivare il tavolinetto, lo faccio arrivare qui, ok? Questa linea va qui, linea va qui.
Ok, vediamo, ecco, quindi allora alziamolo, lo alziamo, quindi quanto deve essere alto, vediamo un po' quanto può essere alto un tavolinetto, regoliamoci in base al divano, perché può essere anche un poggiapiedi, vediamo un po', così, così alto, ok? Allora un tavolinetto basso per appoggiare, ecco, sempre mando queste linee di questi punti, li mando in fondo qui, faccio leggero leggero, questo punto lo mando qui, si conclude qui. Quindi che facciamo ragazzi? Cancelliamo le linee interne che non ci servono e poi ricalchiamo. Voglio fare anche i piedini di questo tavolinetto. E come faccio a fare i piedini? Devo lasciare un po' di spazio sotto, lascio un po' di spazio sotto, ecco, così, quindi a questo punto lo devo aggiungere qui, e adesso qui posso fare dei piedini, cercate di farli uguali qui e qui, e cancello le linee che non mi servono. Ok, voglio mettere un vaso di fiori sul tavolinetto, possiamo fare un quadretto qui, poi lo possiamo fare anche tondo volendo, così lo col compasso piccolino. Un orologio, possiamo fare un orologio, facciamo un orologio, ecco. Uno specchio. Vabbè ragazzi, decidete insomma cosa preferite. Facciamo quindi anche la cornice. Okay. Ecco ragazzi il risultato finale. Buon lavoro!